Buonasera. Allora, ciao Marcone, siamo pronti? Ciao pronti. Pippo Baudo e Capellone. Link postato in chat a schermo, OBS funzionante. Iniziamo a vedere la puntata, una mezza idea per dopo ce l'abbiamo, poi andiamo a braccio, andiamo a Jozen. Allora, 3, 2, 1, enter. Enteresker. E non ha fatto il solito problema. Oh, che bello, un buon segnale. Allora, Maria Addolorata. Ah, Assassino Creed. Lady. Personaggio ricorrente di David. Ah, ok, ok. Che avevo un attimo riconosciuto pure io. Oh, attento, attento, calmi. Tu comunque mi puzzi. Sei troppo perfettino. Vicepresidente. Effettivamente. È Giovanni. No, ragazzi, fossi in voi non riderei troppo. Wow, raga. Fate morire da ridere, cazzo. Ah, state facendo i furbetti. Sì, vai. Volete prendere le botte? Cazzo, Prenderete le botte. Farmi un paio di cose ancora. No. Dovrò soffiarmi di nuovo il naso. Chiedo scusa a tutto il pubblico che magari anche... No, sta tornando il raffreddore qua da noi. Oramai è ciclica la cosa. Pezzo molto bello, tra l'altro. Yeah. Roll. Roll, 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 roll. Yeah. Devil May Cry. Aspetta, rimango. Sono un attimo abbassato di bitrate. Evidentemente non eri così intelligente.
Ragazzi, non Sì, ridi, ridi. Quindi se lo fate prima non avete niente. Oh, c'era anche uomo con gaggio. Mm. Mm. Ecco qua. Si Ah, chiama infiltration eri, zozzone. Madonna, che brutto. Aspetta, 2 secondi dura, aspetta, aspetta. Ecco qua, Sì, contro Lady. ecco qua, non ci si è arrivato. Presidente non se n'è fatto proprio. Ecco. Scoppia testa, Oh, muore demone, a posto. molto Semplice e efficiente. efficace, Sì, sì, sì. sì. Eh già. Successe cose. Ah, ok. Aveva la faccia conosciuta. Sì, quello che è uscito nella prima Me l'ho puntata. dimenticato. Mezzo inzallanuto, però simpatico. Opla. Siamo qua. Tant'è. Dantuccio, Tante dove minchia sta. Dantatiello. Eccolo Grazie. qua. Ecco qua. Povero vecchio Enzo. Grazie, farete una pessima fine comunque.
Dante già sentito. Giustamente. Ma, niente. Sì, ma come hai fatto a sapere che sarebbe così? Vabbè, diciamo sta. Hanno tentato di giustificarla, Perché lo spin-off con lui da giovane si basa proprio su questo, su lui che incontra Virgil ma non sa chi è, perché non riesce a riconoscere. Vabbè. Però almeno hanno trovato il modo di buttarlo già dentro e di vabbè, per questo motivo qua. C'è Virgil. Un pugno. Ecco qua. Ecco qua. Oh yeah. Certo. Ecco, ho detto mamma. No. No, vabbè, è inutile che mi è. No, Enzo deve fare lo stagio. Enzo, dove vai? Ecco qua. Iniziano le botte. Mhm. Come il fratello, vabbè. Fantoccio. O Enzo, in realtà. Sì, sì. Parrucca in testa. Fottuti. Fa male una palla di quella in faccia Sì, a comunque. piena velocità demoniaca, sì, fa male, fa molto male, sì, effettivamente, super bombolone e morte cerebrale. Sì, sì. Sì, Vabbè, sì. Ragazzi, è piuttosto inutile questa cosa. no, lui già è alle spalle. Sì. Boom. Così hai fatto capire abbastanza bene che non è come tutti gli altri esseri umani. Del tutorial quando giochi a Devil May Cry. Boh, mi metto pure nei panni di chi non ha mai fatto il gioco. Ok, hai fatto capire quanto è potente. Va bene, Sì, va bene. questa è la base ancora, praticamente. In modo comico alla Dante, mettiamola sì, così. Sì, questo era abbastanza latante. Quindi da chi non ha mai fatto il gioco può capire un attimo che personaggio dovrebbe avere avanti. Che poi è stata confermata oggi la seconda stagione. Ah, la Rebellion fatta bene. Che bella. Mette un pezzo, ovviamente. Oh, Devil May Cry è quello. Ok, prossimi. Capiamo un attimo. No, tu potresti non morire. Un barbone.
Ti immagina stare lì, dormi, all'improvviso ti giri e ti vedi sto Samurai col fucile, va bene, vai, prego, passa. Tu assist, non ti fa problema. Tu ci riprovi? Vabbè. Ti ha pure aiutato una volta, perché? Ecco qua. Dovete evitare... È la seconda, no, è andata. ferro, cioè... È andata. Già avevi un naso un attimino modificato. Però non distrutto lo studio, monca. Sì, ne prenderà uno nuovo a sto punto. Cazzo di qua. Po, po, non è, po. E ringraziate che vi sta colpendo col piatto. Oh, eccolo. No, l'hanno sparato. Oh no. Cazzolo. Oh, e adesso? No, è morto da... No. No, lui si rigenera. Lui si rigenera. Giusto. Scappa, vai. Dante lo direbbe. Ecco qua. Giustamente Capcom ce l'hai, che fai? Non lo utilizzi? Giusto. Mi sembra giusto. Quindi Street Fighter è canonico nel mondo di Devil May Cry. Vabbè, mi sembra giusto. Vediamo quanta altra gente si deve fare male prima che vi arrendete. Quei due perché si guardavano negli occhi in modo molto romantico. Ma forse stanno insieme. Vabbè, però state lavorando, pensate al lavoro e poi dopo fate le vostre cosine. Ma non sentono che gli altri stanno morendo le tutti? telecamere. Li stanno vedendo morire Sì. a due per. Mm. Che buonisci? Dottor, Sì, dillo. in certo senso. Dai, dillo, dillo. Buonasera. Oi Regen, buonasera. Vieni Regan, vieni, joina la puntata. Vabbè, in realtà mo siamo a metà, però. No, Sparta. Hanno fatto anche vabbè, la battutina. Oh, vabbè, ci simpatico. sta. Già Molto joinato. simpatici. Mamma mia. Sì. Potentissimo Spardoide. Esattamente così. No. Mundus. No. Yeah. All'incirca, però. Sì. Forse. Così è, la butto come ipotesi. Potrebbe essere il film, ma così è, la dico. Vabbè, non sapendo che si può procreare fra demone e uomo. Vabbè, era una battuta che poi giustamente Però- penso che lo spiegheranno a Si è modo. ripreso dalla trave. Però mi piace come hanno introdotto il tutto e stanno mettendo il mistero su chi sia Dante.
Conoscete pure la famiglia. Mm. Vabbè, ci può provare la zia. Vai, dai botta. No, non funziona così. È tipo Broly, devi No. immaginare, non va. No, Guarda, ti è no. andata bene e non ti ha ammazzato. Ti ha pure detto no, guarda, non accetto, vai per la tua strada, io vado per la mia, non ti faccio niente. Hai voluto esagerare. Questo è il risultato. No, qualcosa l'ho ottenuto. Un cazzotto. Nei denti. Pure lui c'ha delle figlie. Lei praticamente la levi di... Sì, Sì, Lady è più o ecco. meno, sì. Eccola, Questi ancora agli inizi, però. eccola. C'è anche il Quando potenziamento. aveva 8 anni, sì. Vai, Lady. Bastarda. Sì, gli altri mo sono d'intralcio, ho trovato un giocattolino più interessante. Ho detto aspetta. Oh. Oh, attenzione. Ma ti ha preso la collana. Prendi il filo, bro. Dante. Dante sveglia. Dante, c'hai i super riflessi. Dante. C'hai avuto i super riflessi, Dante. non riesci a prendere un Dante, filo. sei un poldo. Vabbè. Dante, sei un poldo. Guarda, voglio dargli il beneficio che è ancora agli inizi ed è un coglione e basta. Però, Sì, però, sì. però. Effetto Effetto fissa, fissa. sì, su Dante funziona. Effetto fissa più superpoteri, lui si è un attimino stordito. Ha detto aspetta un attimo, che sta succedendo? Ecco. Una bella fissa. Giusto. Vai Dantuccio, vai. Stato nero. Aveva salvato 16 persone in un bar a rallenta. Dettagli, dettagli. Lui è ancora giovane e inesperto. No. Questi sono proprio gli inizi. Molto. Questo è proprio il super inizio di qua è Dante. giovane. Poi fortunatamente si faceva capire sto fatto di quanto era cazzone e poi si è migliorato. Sì. Questo ci sta mostrando più giustamente come era un cazzone. No, Lady pure abbastanza forte, però. No, pure l'hai introdotta così. Mi diamo sempre al fatto. E dai un po' di background anche agli altri personaggi. È bella come cosa. Oh, bello. Aglia. È esplosivo. Giustamente lui li sente. No. No. Sono fisicato. Six pack. Sono fisicato. Ecco. Vabbè. Zan. Nephilim. Non ce l'hai più. La tua testa sarebbe saltata in questo istante. A posto, l'arma è andata. Non c'è più. Ricordiamoci, ha tagliato una pistola nel battito di un ciglio, ma non ha preso il ciondolo. È rimasto un attimo stordito. Oh, aspetta. Cioè, fa pure il war run. Cioè, cosa vuoi di più? Dai, salvala. Dimostra che sei buono. Ok. Ehi, Allora, giustamente. ferma. Però.
ragione, pensi un attimo. Ma come sono intelligente? Eh no, che me lo spieghi. Calcione in faccia super più. Ah, aglia. Va bene, un Va bene. ologramma. Ok. Bello si dice, hai jetpack ai piedi, ma a sto punto. Per carità. Agenzia super più con il super grano, quindi c'hanno di tutto. Cazzato nero, eh. Attiva i riflessi. Ah, così, vabbè. Oh! L'hanno anche imprigionato. Cioè, L'hanno anche preso. Proiettile così. Inibitore? Qualcosa per abbatterlo. Ah, bene. Questo è un furgone, dai. Dante, furgoncino. Sei stato preso. Sei stato poldato, Dante. È fatto. Vai. Vedi, ti ricordo che È stato poldato. È stato pienamente poldato. 3-4 volte. Va bene. Io me ne sparerei anche un'altra, se posso dire, eh. Devo essere proprio sincero. Allora, aspetta. Ah, questo non già titolo. No, noi però per dovuta correttezza e per darci un senso di coerenza, come ho fatto nelle altre puntate, io riporto il titolo così come mi viene riportato da Netflix. No, vabbè, dai, quindi S01 e 03. Dai, lo possiamo trovare. Ecco, a posto. Così. Allora, vediamo se Reagan è operativo. Allora, Reagan, tu ci sei? Ce le spariamo, anche che mo siamo nel vivo, siamo in Noi siamo tradizionalisti, quindi aspettiamo. se sei pronto così riusciamo a vedercene una insieme. Ok, allora, dall'inizio alla fine. Ah, c'era proprio un club, vabbè, giustamente. Sarà lì da piccolo. Citazione ad app? Oddio, magari sì? Però tu già da piccola proprio eri decisa su quello che volevi fare nella vita, vabbè. Vabbè. Il mostro della palude viola. Ma sta bambina come l'hanno portata a vedere quel film? Ma no, è stato... Perché no? Ecco qua, sì ragazzi, Batman Incoming. Ecco qua, questo è il momento. Aspetta, aspetta, demone. Demone che ha fame, aspetta. Aspetta, eccolo qua, a posto. Ecco qua. Sì, 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 sì. Eccolo qua. Apri tu. Aveva fatto il giuramento. Bambina, ma è una pistola giocattolo. Bambina. No, signora. Signore. Sì. Ma no. Comunque l'ha ucciso. Che culo. Comunque ha ucciso un demone sin da piccola. Vabbè, circa, sì. Comunque l'ha ucciso. Che l'ha fatto saltare. Ma comunque l'ha ucciso. Esatto, A culo. Pienamente a culo. Ma ha funzionato.
Cioè, però ti entra una famiglia, no? È vero che oggigiorno ti può fregare di tutto, però li vedi un attimo pure spaventati così, dagli un attimo di considerazione. Ah, ok, ok. Giustamente. E ne hai avuto la prova. Ah, non si dice, cosa brutta. L'hai detto però. E che stavi parlando di un rapinatore, era un demone che saltava e aveva una bocca divisa in tre. Ah, oggi non hai fatto parte il timer. Oh no, Vabbè, dai, niente. tanto siamo comunque sincronizzati Siamo qua, quello è solo in... godiamoci l'opening. A me sta cosa comunque me l'hanno a spiegare. Che cosa? Perché c'è sta spada figlia di Virgil. No, ma tu fai conto che non sai niente, seguila in base a quello che sai ma Ma non io proprio saperlo. perché so, devo dirlo. Tu ti devi chiedere se la rivedrai poi durante il... No, io mi auguro a questo punto che il progetto sia lungo e che No, a questo punto secondo me vogliono mettere tutta la timeline e se la sono studiata. Però sa da fare un time skippando certo punto perché si mangia su Dante Vabbè. a così tempo. No, quello... 4 del Dante ma quello penso sicuramente, anche perché niente vieta di fare stagioni con passaggi di anni con un Dante sempre più adulto. no, me lo auguro, infatti. Quindi adesso vediamo la prima stagione che così mi diverte. Sì, no, si vede. La gradisco molto, devo dire la verità. Si fa Meglio di vedere. quanto pensassi. Quindi fino a quando c'è una stagione intera, l'abbonamento ce l'abbiamo. A posto. La seconda è stata confermata. Rolle. Poi se continuate a farla bene, volete portare tutto quello che è stato inserito anche nei giochi, ma noi questo, cioè tu vuoi questo. Io Voglio questo, Regen pure vuole questo. Datecelo. Sì, ma vabbè, fallo benissimamente. Storia, materiale e personaggi principali già li hai. Sai che alle persone piace lo stile e il mood che possono prendere certi prodotti? Fallo. Frega cazzo. Perché il primo personaggio che appare in qualcosa che vediamo è il mio nome è un criminale? Raccoon City, sì, l'ho sentito, sì, sì. Ehi. Ehi. Capcom, fa pure una serie... Capcom, fai una serie su Resident Evil così invece di fare quei film e le cose che non servono a un cazzo. Fammi una bella serie così. No, Sentry sta andando a tanto. Quindi Raccoon City è canonica nel mondo di Devil May Cry. Sì. Questo è un dettaglio non indifferente. Va bene, va bene. Sì, Regen. Io sono anni che sogno una serie su Resident Evil, ma coi film mi sono intossicato con tutto quello che è uscito ultimamente. Parlo lato film e lungometraggi che sono usciti, sono simpatici, ma vabbè. No, non è perso niente, proprio ho detto così, io li ho visti per inerzia ad un certo punto. La fai un pochino horror anche sul lato grafico splatter. A posto. 8 stagioni, te le pago. Ti pago pure il supplemento.
Ho capito, però mi sembra un pochino esagerato. Ma no, ma poi c'è... Mi sembra un pochino esagerato. a distanza, fatto bene. Va bene. Però c'è un poco... amici. Sì, Sì, lui... è un puzzone. lui puzza. Oh, attenzione. Ok. Tu no, vero? No. Ah, non lo sa neanche lui, allora, No, ok. perché l'effettivo non lo Ok, so. proprio il super inizio, ok. Vabbè. Tu pure Puzzol. Vabbè. Tu grande Puzzol. Tu Puzzol maestro. Sì, 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 sì. Se prima era un dubbio, ora... È un McFellazio. Allora, Dante libero in 3, 2, 1. Mm. No, mo attacco coniglio. Potrebbe essere. Effettivamente sì. Ciò si è pure allontanato e si è portato alla radio. Eccolo qua.
Madonna! Coniglio si fa sentire. Demon in 3, 2, 1, missili. Ok, top, c'è tutto. Non è buona questa situazione. Quanto ci mettete a capire che è un attacco? Oh. Ok, tu sei fatto molto alla Joker comunque, Coniglio, eh. Oh. Bye bye, brother. Madonna. Giustino in time. Oh, attenti, non penso. Ecco, No, Enzo. Enzo. Beh. Maglia. Non ci penso proprio, non credo assolutamente. Oh, questo lo conosco. Però... Un po' CGI-osi, però... Sì, sono fatti un attimo in maniera... era il mutaforma, quello del poliziotto, ok. Ok. E questo pure lo conosco. Ok, ho squadro due boss iconici, i due. Non adesso, non tutti insieme, un po' alla volta. Un po' alla volta, aspetta. C'ha manco le pistoline. Comunque la cosa detta prima, il fatto che potrebbero usare con gli stili, già lo stanno facendo adesso questa scena, C'è quindi... il tuo stile però che meno piace a tutti. Vabbè, speriamo che arrivi il messaggio di No, questo CGI, no, fatene un altro. No, CGI, Vabbè. per piacere. Sempre. Ecco qua. No. No, e ne capito, allora è inutile. Oh, però, attenzione, però non serve un cazzo. Sì, con Iazzo mi piace. Io non ricordo, ma non c'era nei giochi. Con io non mi pare proprio ci sia. Ecco qua. Forseggio. E siete stati eggiati. A posto. Dai. No. Vabbè, non c'è Dante full force, ma c'è lei che un attimo Si può fare qualcosa. tiene un attimo la situazione per quanto possibile, anche se... Ecco. Come non detto. Questi due, infatti, questi qua in realtà... no, e voi sì, mo mi sono ricordato chi siete anche voi.
Sì. Fatto. Effettivamente, anche questo è vero, però tu così distruggi tutta l'umanità, c'è un problema più grosso dopo. Ecco. Dottor, perché? Dottore, non ti aveva ancora No, ma non attaccato, ha senso, magari ti dottore, per lasciava in favore. vita. No, perché hai fatto questa cosa, dottore? Dottore, ha fatto fine del tracco. Perché tu... Ecco. Sì. Con la tastiera, tutto. No, dottore, tanto intelligente mi ha fatto cazzata. Però se lo Scusami. tiene sempre come Oh, infiltrato. eccolo. Mm. Ok. Allora, dottore, Boh. Vabbè, dottore, voto 10 per l'iniziativa, però no, dottore, no, senza senso. dottore, no. Dante, e calma fa. Ok, almeno ha fatto ottimo gesto buono. Ma Dante, va a far culo. Ok, prendi coniglio. No, coniglio, bambini. Vabbè, ok. Uh. Ma il ciondolo no. Esatto, Regan. Il ciondolo no. No, Oh no, Enzo? no, salvate il soldato Enzo. No, Enzo Brandi, dove va? Vai Dante. No, lasciate Enzo. Ah, loro, i due fratelli sono troppo importanti per il gioco, quindi io mi auguro che vada come deve andare. Però, fare step by step. Ehi. No, già il fatto che sono apparsi e non sono già morti come piccolo cameino, già vuol dire ok. No, no, diciamo che comunque serve che muoiano, però serve che ci sia una cosa in particolare dopo che muoiono. Manda gli orti, per esempio. No, no, il grande guardiano tonante, questo è Oh, dopo.
La gente purtroppo è morta. Sì, vabbè, loro stavano guidando per i cazzi loro. No, la macchina Non è c'era vuota. nessuno Vabbè. dentro. C'è gente che è scappata dalle auto, non so come. Magari. Questi qua invece ci sono. E si trovano un demone sul tettuccio. Vabbè. Oh no. Sì. Questa è la cosa che dicevi? Poi esatto, bravo Dante. Questo è quello che devi fare. Sono d'accordo con te, Reagan. Posso capire che non vuoi nevare le macchine, ma perché il coniglio lo disegna e gli altri demoni in CGI? Effettivamente, cioè, fanno un po' strani, però almeno dai, preferisco... questo è un'anticipazione del 5, perché nel 5 Dante c'ha un'arma che è la motocicletta e la divide in due e picchia la gente con due pezzi di motocicletta. Sto preferendo molto di più il fatto che stanno mettendo tanti piccoli easter egg e riferimenti concreti al gioco, e penso che capito che Gianmarco ne conosce un bel po', quindi è stata una scelta sfortunata, mettiamola così. Poi è un boss. gusti nostri, poi se a qualcuno piace. Opla. Grande. Ma... Così moglie, si triggera. ho paura. Vediamo. Esplode prima. No, vai, cazzati. Incollare. Ce l'aveva quasi fatta. Allati. Oh, aspetta. Però si è fermato, lo. Mo ci vorrà un po'. Un po', sì. Bello. Ma Ok. me l'ha detto. Bello, bello, bello. Questo cranio mezzo esploso, apprezzato. Però me ne serve uno. Ecco qua. Giustamente. Ah, finita prima questa. Va bene, va bene, va bene. Perché il timer era dopo, giusto. Bella, bella. Ok, Devil May Cry, stai meritando la nostra attenzione. Ho apprezzato. Va bene. Allora, io volevo vedere il mio telefono dove fosse. Troppo bello. Ah, ok, grazie mille. No, si sta comportando a duopo. Sta andando bene, quindi nei prossimi giorni comunque ce la rivediamo. Sì, abbiamo gradito. A sto punto direi, visto che comunque è 35, manco per iniziare qualcosa di lungo, possiamo fare un po' di chiacchiericcio con l'assassino. Vai. Ci vediamo due paesaggi un pochino gnagni. Vabbè. Possiamo fare pure un po' di kung fu se vuoi, cioè, non è indifferente. No, e l'abbiamo fatto ieri. No, L'abbiamo fatto e poi... Voi.
In un'oretta così non riusciamo a fare niente, lì adesso ci dobbiamo impegnare, dal primo momento 22 iniziamo e si deve scalare. Allora, Scalata al Kung Fu. ho detto dobbiamo entrare nella top mondiale. Sì. Piano piano ci mettiamo del tempo. Sì, sì. 1000 studenti, certo. Scusa, cosa hanno queste altre persone più di noi, a parte dei dojo molto più potenti e pieni di soldi? Il tempo da buttare. Ma noi mettiamo un singolo gioco. un poco alla volta, così piano piano noi avremo molto... Tu muri. No, se dosi bene, no. Attenzione. No, ma tu muri nel senso se fai tempo poi morto, così, finito vita. 1000 studenti per entrare forse, se va bene, mentre arriviamo noi a 1000 che non sono aumentati. Noi comunque potremmo andare avanti per bene, attenzione. Quindi bisogna crederci. Io avrò 40 anni probabilmente, tu forse io non ci sarò neanche più. Non ci sarai più, è un casino. Allora, ma io porterò sempre con me un vasetto con un po' delle tue ceneri. Io la ringrazio indistintamente per questa offerta. E ci parlerò tutte le sere, faccio da zio, come stai? Questo è un pensiero molto carino da parte sua. Poi ti piscio nel vasetto. Non mi sembra il caso quest'ultima parte qua, però vabbè. Se mi ricorda una storia che mi raccontasti tu. Di ceneri e un tuo amico. Ah, ok, sì, ho capito. Sì. Ho capito di cosa stai... sì. Questa è una storia che mi hai raccontato tu. Attenzione. Allora, Regen, che cosa ne stai pensando finora a parte della serie? Quella abbiamo già sviscerato l'argomento CGI. Allora, Assassino, una bella serata. Ci divertiamo, ti osserviamo. Ci facciamo 2 risatine. Lo G, grande. Che è successo? Il gioco, quello là che ti ho detto prima di calcio, Rematch, sta su Game Pass. Ah, ottimo. Top. Ottimo. Vedi pure se c'è il crossplay. A posto, fatto, si prova. Che culo. Sia lodato il Game Pass, sempre sia lodato. Esce il 19 giugno all'effettivo. Ok. Io mi sono preordinato Death Stranding 2, ce l'ho lì. Cerchiamo un attimo di capire. Tra l'altro il gioco costa 25 euro. Cioè, se pur volendolo comprare, sono proprio dei signori. 25 euro ti diverti. Secondo me sta mantenendo il mood del gioco con qualche citazione carina. Musiche top. Trama direi a cui stanno cercando di dare un senso, anche perché giustamente, come dicevamo durante la riproduzione, alcuni è la prima volta forse che si avvicinano al brand, quindi pure che uno non ha mai giocato i giochi ma si mette lì e vuole un attimino provare a seguire la trama, lo può fare benissimamente a sto punto, e questo credo sia un grande pregio. Poi che è Raccoon City è canonica, stavo dicendo raconica, in Devil May Cry va benissimo così. Allora, abbasso un pochino la risoluzione perché sennò c'ha dei problemi. Allora. Ecco qua. Allora. Noi eravamo nel castello qui. È stato confermato anche il crossplay, lo zio. Allora, a posto. Quindi io lo posso provare tranquillamente e vediamo di organizzarci. Così capisco se sono capaci, allora, perché hanno detto che è difficile. Noi eravamo ieri col soldatone. Sì. Allora, siamo in live? Sì. No. Ehi, Francesco. Ehi, dai. Regen Rematch, il gioco di calcio dai creatori di Sifu. Molto interessante. Shaolin Soccer fatto sì, a gioco. però senza tiri volanti, contornati, annessi e campi che volano. Quello non ancora almeno. Quella è una cosa di Nazumi Level. Sì. Quello... Oh, hai scelto oggi quanti tempi ha? Domani c'è la conferenza con la data di annuncio ufficiale. Domani ci sono le novità per me. Quindi io, se non mi spoiler niente, domani sera mi vedo tutto in diretta con te, leggo e ti faccio vedere se devo bestemmiare. No, non bestemmiamo, che sennò ci attiriamo le spigate. Ammazzo un bambino. Non ammazzare nessuno. Ammazzo un bambino, non mi interessa. Ovviamente su GTA Roleplay.
Sempre, sei chiaro. Allora, ehi. 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 Ma nei disegni di Arcane è vero, lo può ricordare qualcosa. È figo come gioco. Ok, allora. Yasuke ringrazia. C'è Serve la chiave. 4 contro 4 e 5 contro 5. No, ma a questo punto lo provo con ancora più piacere, visto deve che... essere divertente, eh. Allora, ci prendiamo un pochino di risorse. Ci sono altri qui, questo posto è pure bello grandicello. Allora. Risorsine qui. Topolino? Amico delle guardie? Non lo so. Tu sei amico di Topolino. Ah sì, qui c'erano tutti gli stronzoni di ieri, è vero. È vero. Loro non vogliono entrare nel protolodo karate. Non penso. Hanno fatto un altro tipo di scuola. Ok, tu sei morto e questa è una grandissima cosa. Uno è morto, non ho capito come. Tu sei quello che devo uccidere con molta calma. Maglia. Ok, ci sono altro. C'è pure un guardiano, porca la miseria. Sì, è vero. Tutti, everybody here. Fermi. Vai, fai l'assassino. Fingi assassino. No, Pippo Baudo, perché? Perché non ci aiuti? Pippo Baudo, non so se ti puoi fare. Allora, aspetta, intanto vieni tu a darci una mano. Un attimo, perché la situazione è un attimo grave. Alleata, alleati. No. Tante botte, troppe botte, troppi oggetti. Allora, iniziamo a toglierne uno da mezzo. Quanti ne siete? Via, scappa. Ok. C'aveva pure la chiave questo, ottimo. Troppo caotico comunque, è un Ottimo. casino. No, è perché ce ne sono un bel po', Sì. ce ne sono un bel po', i combattimenti anche... sono intensi quando si riesce... Qualcuno che fa lo stealth soprattutto. Sì. Poi c'è anche la tormenta di neve che non aiuta a vedere bene. No, ce ne dobbiamo andare pure da qui perché c'è quello forte più forte. Allora. Vedi, almeno un po' si arrampica. Allora, se troviamo qualcosa per curarci. No, sì, Pippo Baudo, certo, sì. Incazzati neri comunque. Sì. Allora, di qua no. Ok. Tu sei quello che killa, giustamente. No, effettivamente
po' difficile farlo, soprattutto con il livello attuale. Poi devo anche potenziare il personaggio, quindi c'è la possibilità, e se ti alleni ci riesci pure, quindi rispetto ai vecchi assassini dove i giochi davvero erano diventati stai fermo, aspetta il momento, para, morto il nemico, avanti il prossimo, quindi pure che te ne trovavi 20-30 davanti, soprattutto in Assassin's Creed 2 era diventato un po' una palla. Il tutto da Origins hanno cambiato un pochettino tutto il sistema di gioco, prima buttandosi un po' troppo sul volerlo far diventare un RPG. Qui almeno c'è il senso di devo potenziarmi per sconfiggere tutti questi avversari. Però andrebbe un attimino limata e rifatta la cosa in un altro modo, secondo me, o per piacere a me, perché così è godibile il gioco, ma si potrebbe fare decisamente molto di più. Allora, visto che c'è il Battle Pass e ci sono queste missioncine da completare per sbloccare dei contenuti e dei file segreti, c'era scritto, quindi magari un po' di lore così, noi ce ne andiamo da qui perché al momento gioco calmo, molto calmo. Ok, allora facciamo un viaggio rapido con Noe. Facciamo un po' di Assassin's Creed. È bello menare le mani ogni tanto, però non è neanche fatto male, perché comunque ci sono anche titoli che hanno fatto peggio volendoci provare. È solo che non è il suo luogo questo. No, ma è che non ha senso che un samurai dia un calcio supersonico. Perché per il resto è abbastanza realistico, mettiamola così, ma per quanto vuoi far capire la potenza... Tutto quello che Yasuke non è. Naoe top, Naoe aspetta, quello che io volevo. Naoe. Aspetta. Yasuke, togliamolo. Aspetta, un altro disegno. Devi fare il disegnozzo. Disegna un po'. Aspetta. Ok. Ah, sono scimmiette. Scimmiette che si spulciano. Questo è un macaco. Belle scimmiette. Allora, che io dal primo Assassin's Creed, io questo volevo, quello fatto qui. Quindi io ci sto giocando perché voglio mantenere... Era un macaco e si è sbloccato anche per il rifugio. Volevo questo ed effettivamente c'è del buono in questo gioco, nessuno lo vieta. Noi non è che per tutto il tempo in cui l'abbiamo anche perculato e perché abbiamo odiato il gioco per chissà quale motivo o di propaganda o altro, ma perché poi anche provandolo le nostre preoccupazioni si sono dimostrate veritiere. Va bene rispetto agli ultimi che sono stati fatti, questo ti intrattiene molto di più, però se hai fatto 50 passi avanti in una direzione e hai mostrato un modo per farli, perché poi fai cazzata? Ubisoft, non fare cazzata. Basta giusto un po' di impegno in più, un po' di varietà in più fatta in senso ragionato e ci usciva un gioco ancora più bello e che sarebbe stato apprezzato da un bel po' di persone. Allora, tu sei campione? Tu sei campione? No, campione, guarda di là, campione. No, questo ce lo grodoliamo oggi. Ma non si può? Ah, perché forse è buggato questo. Ah no, si deve abbattere per forza. Proprio perché è glitchato dall'animus e c'ha sta cosa. Minchia che culo. No, sgrondel. Mi dimentico sempre di rimettere la katana. Io per esempio avrei messo tutte e tre le armi utilizzabili switchandole. Non le avrei messe solo due quando poi ce n'hai 3/4.
Triga, verità. No, quello sì. Sarebbe stato un po' più divertente e No. utile per usarle tutte. Un po' come le pose in Ghost of Tsushima. Poi è vero che alcune non erano proprio utilissime, diciamo, però. Oh! Oh, avevi fatto una mossa incredibile. A posto. Vabbè. Ok, allora. Benissimo. A sto punto, dall'Animus ho sbloccato dell'oro che ti fa salire immediatamente dal fabbro un equipaggiamento a livello massimo a cui lo puoi far arrivare. Ok. Però io precedentemente ho sbloccato questo, file dati criptati. Consulti file dati decriptati nel deposito. Io ancora già capito il deposito. Prima o poi lo troverò. Allora, a questo punto, missioncina fatta. Ma che ci abbiamo? Una collezione di stemmi. Recupera tutti gli stemmi dei clan e va bene. Allora, c'è dell'altro da fare. Allora, possiamo fare una missione di storia relativa. Che andiamo a ammazzare. Allora, Questo ce l'hanno un livello consigliato. il toro 26, 32, 21, 21, 21. Qua non sappiamo niente. Andiamo a fare quello là 24. sopra, aspetta. Questo qua c'ha la faccia da culo. Facciamo Il folle? Sì, facciamo lui. Ok. Sta sulle palle. Allora, mi si è sbloccata. C'è un'altra missione di Giungiro. Allora, no. Ok, loro sono i bambini che abbiamo sbloccato. Allora, si trova a Yamashiro. Là. Si trova nell'area nord dello stagno di Ogura. Troviamo lo stagno. Puoi zoomare ancora? Sì, però i nomi escono soltanto... Però mo la cazzo è sul stagno, così. Allora, aspetta. Sarà uno di questi luoghi che non ho ancora visitato. Allora, Si trova al tempio Byodo-in. no, ed è nella zona qua che non ho ancora esplorato. Allora Giamma si fa così, guarda. Si mette questo come punto. Si esce dalla zona qua perché sennò ti rileva come... Che palle sta cosa. Allora, aspetta. Dove è rimasto quello verde? Ok. Allora. Quindi andiamo qui. E andiamo direttamente di là. Yeah. È una delle zone queste qui. Allora, possiamo provare in questo modo qua, però aspetta. Alleato avrei messo che tutti e due si possono chiamare l'un l'altro. Tipo se stai con Naoe puoi fare intervenire Yasuke a fare qualcosa, se stai con Yasuke... Ah, quello sarebbe potuta essere un'idea. Cina, capi? Così sarebbe stata simpatica. Per dare una sensazione di facciamo anche cose insieme. Ok, non è saltato da là, però va bene. Allora, a questo punto c'era una safe qui che ho sbloccato e che tu le vedi e poi puoi acquistare i mini rifugi in giro, quindi ti puoi comunque un pochettino fullare tutto. Salve. Buonasera. Salve. Allora, innanzitutto riempi scorta. Ehi. Ecco, ok. Uno non può fare un complotto, una cosa che ti vengono dietro. Allora, ci sono dei contratti che accetto, così sono un po' di risorse che comunque male non fanno. Dovrei riuscire a ripristinarmeli. Yakuza? Dopo Alan Wake 2, sei la seconda persona che ci rivolge questa domanda oggi. No, questo è Assassin's Creed, senti. Buonasera, bello.
Tutto bene, Cettone? Allora, noi troveremo la pecora nera. La pecora nera è Francesco. Buonasera. Buonasera. Buon suore a lei. No, non ti emozionare perché è arrivato Cetti, Dai, calma. Calma, che tu già ti bughi molto Può iniziare a facilmente, poi ci sono problemi, Poi sembra che siamo noi cattivi che diciamo certe cose. Ecco. Anche la signora ha urlato che era d'accordo con noi. Allora, a questo punto, Cavallonzo. Meno male. Oh, le buone Meno notizie male. continuano ad arrivare. Una bella notizia. Questo è buono. Allora, questo è il famoso altopiano. E fino a qua ci siamo arrivati. Ah, ci sono anche le taglie tutte qua vicine. Allora. Allora, uno stagno, oggi dovremmo vedere dell'acqua. Salute. Ah, Sì, però non è uno stagno, oggi. senti, ci ho provato. Ho Ma detto, non è uno mo ci stagno. provo. Ah, aspetta, Gianmarco. Era questo? Sì, Andiamo. sì. Allora, noi facciamo così. So che noi siamo persone... Si è aggiunta una persona del team per il tuo gioco. Bene, molto bene. Quindi i tempi saranno minori. Ancora meglio. Ancora meglio. Pizza. Allora, a questo punto, visto che siamo nel tempio e siamo personcini a modo, senza buggarci naturalmente, perché no, ci sono dei problemi. Ecco qua. Preghiamo. Ascolta, signora. Oggi ho sentito una notizia che mi ha fatto da un lato ridere e da un lato mi ha fatto un attimino... L'ho sentita sul canale di Sbortus sta cosa. Praticamente in America è stata arrestata una ragazza che faceva OnlyFans. Praticamente si è scoperto che nel suo OnlyFans dal 2021 lei comunque faceva dei video dove entrava in un centro commerciale qualunque, andava nel lato degli ortaggi, delle verdure, urinava sugli articoli in vendita sul bancone e faceva video che poi rivendeva alle persone che poi acquistavano questi video e le chiedevano ancora altri video. E faceva questo dal 2021. Diciamo di sì, dai, abbiamo pure lo sprite del protagonista. Bene, molto bene. Sì. Non è che dici l'ha fatto per 2 settimane. No, nessuno giustamente si è reso conto di niente in tutto questo tempo, ma mi sembra assolutamente normale come cosa. Ok, questo ne è un altro. E qui c'è l'ultimo. Ok, almeno sblocchiamo un altro punto maestria e ci portiamo avanti. Quindi attenti quando comprate qualcosa al supermercato. Allora, punto conoscenza fatto. Ora ci conviene a sto punto, visto che siamo qua, andiamo proprio a farci sti contratti e prendiamo un bel po' di risorse. No, ma la cosa bella è anche che erano video alquanto richiesti a quanto pare, quindi tu persona che paghi dei soldi per comprarti queste cose, conoscendo che esistono tante altre alternative, anche gratuite, per trovare qualcosa che ti sollazzi e ti solletichi certo tipo di palato, perché? Cioè, qual è il processo chimico che ti porta a provare piacere nel vedere questa cosa fatta su verdure? E soprattutto, sai quali video andavano per la grande? No. Quando lo faceva sul cocco grattugiato. Ah, bello. Salve.
Aspetta, mi sono dimenticato di nuovo l'arma. No, ma guarda, ogni giorno effettivamente se ne sente una diversa e sempre più comica. Tu pensi, no dai, ma l'umanità, ok, ha dato il massimo, più di questo è impossibile fare. No, no, c'è sempre qualcuno che si impegna per migliorare sempre di più. No, gioco, non iniziare a laggare, che ci litighiamo un attimino e c'è un problema. Ok, quello grosso è morto. Non è morto quello grosso. Fatto finta. Il gioco sta facendo 50.000 flash diversi a schermo senza motivo, ma va bene così. Ok, abbiamo ristabilito l'ordine. Ok. No. No, ragazzi, ragazzi, ragazzi. Ragazzi, su. No. Ok, mi servono solo un po' di risorse. Dai, dai, dai. Dai, dammi qualcosina. Dammi. Molla. Dammi qualche risorsa. Dammi le razioni, dai. Fai il bravo. Una forma molto beta dello spet, ma se vi interessa ve l'ho mandato. Vabbè. Ok, grazie mille, se tu. Dopo quella Più ce n'è, meglio è. non mi stupisce bene. Lei chi è quella delle puzzette? Cioè una tipa che scorreggiava su OnlyFans Ok. e vendeva i suoi peti. Beh, di quelle penso che ce ne siano un bel po'. Oramai le puzzette sono diventate un attimino più di uso comune, a quanto pare. Ragazzi, ragazzi, ragazzi. Grazie. Aglia.